Se c'è un modo di far pagare meno tasse, il Comune lo adotterà. A dirlo oggi il sindaco di Cortina d'Ampezzo, Andrea Franceschi. Esaurito il salasso IMU per l'anno 2012, nei prossimi mesi i cittadini si ritroveranno a fare i conti anche con la Tares, la nuova tassa sui rifiuti che il governo ha imposto con un'aliquota fissa. Un problema sollevato anche dai massimi rappresentanti della proprietà edilizia che la scorsa settimana si sono incontrati a Belluno. Considerato che neanche la prima rata si è riusciti a pagarla in certi casi, adesso avremo tutte le scadenze della seconda rata e della nuova Tares, che si aggiungeranno alla situazione già critica per i cittadini. Leggo i commenti preoccupati delle categorie, non posso che condividere i loro timori di fronte alle nuove stangate del governo Monti fissate per il 2013, rileva il primo cittadino di Cortina, che a proposito della Tares dice: soprattutto la nuova Tares, la tassa sui rifiuti, è stata decisa a Roma con un'aliquota fissa e sempre da Roma ci viene l'obbligo, a norma di legge, di caricarla tutta sui cittadini senza prevedere, come si faceva fino all'anno scorso a Cortina, un contributo comunale che attenuasse le bollette. Per Franceschi siamo di fronte all'ennesima aggressione fiscale con la quale il governo centrale fa pagare alle fasce produttive della società il peso di una crisi della quale non sono minimamente responsabili. Il sindaco di Cortina d'Ampezzo dichiara l'appoggio dell'amministrazione a residenti e categorie produttive. Il comune lo scorso anno è riuscito a tenere al minimo l'aliquota dell'IMU e così è previsto sarà anche per l'imminente scadenza della Tares.